Lo stesso commissario straordinario, attraverso dichiarazioni ai giornali, lettere ufficiali e le planimetrie riguardanti il tracciato consegnate ai comuni, conferma quadruplicamento e una linea ad alta velocità. Non è in discussione la TAV, quella si fa e basta, dice il commissario straordinario attraverso i giornali. Nuova linea alta velocità, alta capacità Venezia-Trieste, presentazione, illustrazione, nuovo studio di fattibilità, scrive Mainardi ai sindaci. Corridoio alta velocità, alta capacità, lungo l'attuale linea ferroviaria, scrive ancora Mainardi ai sindaci. Presso la sede della provincia di Venezia, il commissario straordinario Bortolo Mainardi, il 23 aprile 2012, ha presentato ai sindaci dei comuni interessati il nuovo tracciato in affiancamento alla linea storica, intitolandolo, come si può leggere anche se la foto è un po' sfocata, Nuova linea alta velocità, alta capacità Venezia-Trieste, TAV appunto. In alcuni tratti, come ad esempio a Meolo, la linea storica viene spostata per garantire i raggi di curvatura necessari per la velocità di tracciato di 250 km/h, come riportato dalla chiara dicitura presente sugli elaborati. Condizioni queste che identificano senza dubbi il progetto di una linea ad alta velocità, come definizione fornita dalla decisione del Parlamento e del Consiglio europeo numero 1692-96, che definisce alta velocità anche le linee specialmente costruite per l'alta velocità, attrezzate per velocità generalmente pari o superiori a 250 km/h, mediante le attuali o nuove tecnologie. A questi modelli, a questa impresa virtuale, ai burocrati di queste imprese post-fordiste e ai burocrati, alla casta che governa il sistema finanziario, dell'utilità dell'alta velocità Venezia-Trieste fra 12-15 anni non mi interessa assolutamente nulla. L'interesse è per quello che si fa oggi. L'importante è che ci sia la opera nuova, scollegata da tutto, sulla quale si può costruire questa architettura contrattuale e finanziaria sganciata totalmente dalla realtà, che crea debito futuro, ma che non incide sul deficit e sui bilanci corretti. Al governo della nave ci sono dei fondi che ci portano sicuramente alla catastrofe, ma sono prigionieri di se stessi, perché è un modello che gli impone di guardare solo ed esclusivamente all'oggi, al presente. Difendono i loro privilegi se hanno il respiro corto. La misura della loro attività è il deficit. Il debito viene ignorato totalmente, pesa e peserà sulle nostre teste. Io ho provato a verificare, e con questo concludo, l'orario ferroviario fra Trieste e Venezia Mestre del 1975 con quello di oggi. Allora, nel 1975 c'erano 3 corse giornaliere tra Trieste e Venezia Mestre, con 3 treni che erano definiti rapidi all'epoca, che sono per le fermate l'equivalente dei Frecciabianca di oggi. Facciamo una parentesi, perché sono cambiati continuamente i nomi in questi anni. Per un semplice motivo, perché questo ha consentito negli ultimi 10 anni di registrare nel paniere dell'inflazione un aumento delle tariffe ferroviarie del 22%.
se voi andate a guardare i prezzi medi, c'è stato un aumento del 120% effettivo. Perché è stato registrato solo il 22%? Perché hanno cambiato nome. Il paniere registra la variazione dello stesso servizio. Se io faccio il servizio dell'espresso, l'espresso lo cancello, lo definisco con un altro termine, cambio il servizio, aumento il prezzo del biglietto, questa variazione non viene registrata. Da qui la situazione, dagli Eurostar si passa da freccia rossa o alla freccia argento. Passaggio dall'Eurostar al freccia rossa è con lo stesso materiale rotabile, è sempre l'ETR 500. Però cambia il servizio, aumenta il biglietto e non viene registrato nel paniere l'aumento. L'aumento medio è stato del 120%, nel paniere è stato registrato un aumento del 22%. Bene, ritornando all'orario, nel 1975, stiamo parlando di quasi 40 anni fa, c'erano 3 corse di rapidi, uno ci metteva 1 ora e 33 con 4 fermate, uno 1 ora e 34 con 4 fermate, uno con nessuna fermata 1 ora e 21 minuti. Nel 2013 ci sono 3 freccia bianche che sono più o meno l'equivalente, che ci mettono 1 ora e 40, 1 ora e 51, no scusate, 1 ora e 40, 1 ora e 48 e 1 ora e 46. Mediamente 10 minuti, un quarto d'ora di più. Quando sono puntuali? Quando sono puntuali, perché c'era anche questo. Nel 75 erano sicuramente più puntuali di oggi. Mediamente 15-20 minuti più. Lo stesso se facciamo il confronto fra gli espressi di allora e gli intercity di oggi. Qui il confronto è ancora più perdente. Nel 75 c'erano 5 corse di espressi fra Trieste e Venezia Mestre. Oggi ci sono 2 intercity e un intercity notte. Ma la cosa interessante sono i tempi di percorrenza. Gli espressi ci mettevano nel 75 1 ora e 41 con 5 fermate, 1 ora e 53 con 5 fermate, 1 ora e 48 con 6 fermate, 1 ora e 45 con 4 fermate, 2 ore e 04 con 7 fermate. Gli intercity che sono diminuiti sono 2 più 1 anziché 5, quindi è diminuita l'offerta, ci mettevano 1 ora e 51, 1 ora e 59 e l'Intercity notte ci mette 3 ore e 08. Questa è la ferrovia, il servizio ferroviario che avevamo 40 anni fa. Oggi abbiamo un'offerta sulla stessa ferrovia decisamente peggiorata. Ed è evidente che può poter succedere, che succede questo, perché nel momento in cui investo totalmente sull'alta velocità, sottraggo risorse e non investo nulla sull'infrastruttura storica, la situazione non può che essere questa. E con un investimento, mettendosi a tavolino, l'hanno detto fra l'altro anche l'ex amministratore delle Ferrovie dello Stato, con un investimento di 500-600 milioni di euro
meno di un decimo del valore dell'investimento per la nuova linea di alta velocità delle Venezia a Trieste, si potrebbe migliorare il servizio, avere un servizio di un'efficienza straordinaria, intervenendo con un terzo binario nemmeno su tutta la linea. Basterebbero in alcuni casi alcune aggiunte in alcuni nodi di binari di sorpasso, eventualmente il miglioramento del sistema di segnalazione e gestione elettronica delle tracce ferroviarie, miglioramento del materiale rotabile. Si potrebbe realizzare una condizione decisamente migliore, anche precedente a quella buona che avevamo nel 1975, con un investimento minimo. Non viene fatto perché? Perché questo inciderebbe sul bilancio corrente. Sarebbero necessari investimenti piccoli appalti, che taglierebbe totalmente fuori i burocrati che stanno decidendo i nostri destini. Tagliano fuori le grandi imprese, scatole vuote, e tagliano fuori gli affari finanziari delle banche, perché su queste operazioni chi fa degli affari sono le banche. Purtroppo in questa cabina di regia poi ci sono anche i sottufficiali che vengono pagati per fare quei lavori sporchi tipo quelli di Milano. Voi l'esempio ce l'avete anche qui con il commissario straordinario per la realizzazione dell'alta velocità Bartolo Mainardi, con un comportamento, il tipo di conferenze, di presentazioni che fa sono esattamente quelle che ha fatto Virano, che sta facendo Virano per l'alta velocità o per il Torino-Lione. La pubblicità può essere pure semplice, senza alcuna possibilità di confronto di merito tecnico, con il cambiamento continuo a breve definizione. Sembra emblematico l'avete avuto con la presentazione del progetto del 2009, con quel tracciato semplicemente assurdo, non studiato, disegnato sulla carta del litorale, che è bastato un minimo di confronto per farlo saltare in aria e far dire a Moretti che era una cosa semplicemente ridicola. Moretti, eppure dentro è uno dei sottufficiali di questa nave della follia. Dopodiché si inventa una definizione, ma questo è avvenuto già in passato. Da alta velocità passa a quadruplicamento veloce, da quadruplicamento veloce ad alta capacità. Rimane la stessa identica cosa. La nave, la rotta è quella e sta andando avanti. Stanno cercando di dare il contentino al marinaio o al passeggero che si lamenta, la coperta in più perché ha freddo, ma la nave sta andando in quella direzione. Il quadruplicamento non c'è. Vogliono realizzare una nuova linea dedicata per l'alta velocità e il progetto è rimasto esattamente questo. Stanno cambiando le cose assolutamente insostenibili, perché quello che ci ha raccontato Cancelli purtroppo è la verità. Su queste grandi opere che hanno dentro questi interessi, la tecnica e la scienza è stata messa da parte. Sono tracciati sul territorio che ignorano totalmente gli interessi reali della popolazione, ma che servono per far funzionare questo modello imprenditoriale e finanziario che però ci sta portando alla catastrofe. Grazie.